Per la seconda gara del Trofeo Regionale Veneto Girone 5 incontriamo il Cadidavi. Un minuto di silenzio per i ferrovieri morti sul posto di lavoro e poi si comincia. Comincia la partita, il calcio d'avvio del Cadidavi. Il Cadidavi parte subito aggredendo con questi lunghi lanci, c'è subito un tiro in porta che esce a lato. L'azione precedente si ripete, sempre questi lunghi lanci, questa volta il tiro è ribattuto da un nostro difensore e si alza sulla traversa. Adesso vediamo una bella discesa della Scaligera, Gioele passa per Fabio che si porta avanti la palla, poi in finale giunge al Melo che spara, il portiere para in qualche maniera e la difesa libera. Nuova discesa della Scaligera, qualche scambio e arriviamo al tiro che non crea nessun problema al Cadidavi. Stavolta la discesa del Cadidavi è sulla destra del campo, un attaccante si libera, tira un assist che attraversa tutta l'area, un attaccante spara, il nostro portiere la mette fuori. E arriviamo a questa azione in cui il Cadidavi arriva fortunosamente al gol. Dopo questa corsa sulla sinistra del campo c'è questo tiro, un nostro difensore la tocca di testa e fa un bellissimo pallonetto che va nella porta sbagliata. Tentiamo di recuperare subito con questa discesa, bel passaggio per Chris che contrastato e la palla finisce fra le braccia del portiere. E sono sempre questi lunghi lanci del Cadidavi a mettersi in difficoltà, stavolta l'attaccante tira ma il portiere la mette fuori. Sulla rimessa da calcio d'angolo il tiro è ribattuto, un attaccante recupera la palla e tira, il portiere para. E adesso è Gioele che con uno slalom a centrocampo si porta verso l'area avversaria. Bel lancio per Fabio che tira, il portiere la alza sulla traversa. No. Sulla rimessa da calcio d'angolo del Melo Fabio interviene in qualche maniera, la palla entra in rete ma il gol viene annullato per fuorigioco. Probabilmente questo arbitro non ha un gran rapporto con il fuorigioco, ferma anche il nostro Gioele, probabilmente senza motivo. Il Cadidavi è una buona squadra, ma se avessimo la fortuna che hanno avuto loro in occasione del gol, questo tiro del nostro Chris sarebbe andato dentro. La Scaligera le ha provate tutte per arrivare al pareggio, spesse volte siamo arrivati in area avversaria, ma non siamo mai stati abbastanza precisi per metterla dentro. È invece il Cadidavi che rischia di arrivare alla seconda rete, per fortuna un nostro difensore con una grande cannonata impedisce la palla di entrare. Ci proviamo fino alla fine del tempo nel tentativo di raggiungere il pareggio, non ci siamo riusciti, speriamo nel secondo tempo. Sì. Comincia il secondo tempo, la battuta della Scaligera. Prima azione combattuta da calcio d'angolo, il portiere del Cadidavi ha le ali. Carichi anche al portiere. Tiro del Cadidavi dopo questa discesa, Fabio tocca la palla col tacco, la palla sbatte sulla traversa, poi
è presa dal portiere. Madonna buona, per comandare. E ancora il Cadidavi che attacca. Dopo questo tiro il nostro Mattia impedisce all'attaccante di mettere la rete. Altra discesa del Cadidavi, stavolta tocca al Signo fermare l'attaccante. Bravo! Questo è forte questo. E poco dopo è il Sama che ferma l'azione del Cadidavi. Nessun problema sulla rimessa da calcio d'angolo, il colpo di testa è alto sulla traversa. Stavolta l'attaccante non è fermato da nessuno, per fortuna ci pensa il nostro portiere. Dopo averli visti decine di volte abbiamo imparato anche noi i lanci lunghi. Stavolta ci viene anche bene, ma Fabio viene fermato dal solito arbitro che non ha un buon rapporto con il fuorigioco. E dopo questa bella azione arriviamo vicini al gol. Purtroppo il gran tiro di un nostro attaccante viene fermato dal Giba che la gira, ma davanti a lui c'è una muraglia. La giornata è calda, si scaldano i giovani e poco dopo ci sono le prime sostituzioni. Il 3 era un bel difensore. Anche a Giba ti vedo via, no? Purtroppo l'inserimento dei giovani non ha cambiato l'andamento della partita. Dopo qualche azione il tempo si chiude sul risultato invariato. Il risultato finale resta sul 1-0 per il Cadidavi, un risultato che ci renderà difficile il passaggio del turno.